Ferdinando Sartorato, uno dei 25 alfieri della Confrazionato del Veneto che hanno partecipato a questa iniziativa. Le chiedo una cosa molto particolare. Una parte importante di questa iniziativa prevedeva molti antipasti, tra cui salumi, formaggi, spuncioni e cose varie. La sua salumeria in particolare fa un prodotto tipico veneto, trevigiano, si chiama Regina di Marca ed è un salume molto particolare. Ci racconta un po' le particolarità di questi nostri prodotti? Beh, allora, in particolare, visto che hai nominato la Regina di Marca, che mi fa piacere tu la ricordi perché è un prodotto che abbiamo registrato a marchio, è un prodotto che nasce, diciamo, dalla cultura nostra contadina della soppressa col filetto che una volta si chiamava la filettata. Adesso al posto del filetto, non so se si può vedere, ci abbiamo messo la lonza dentro. Praticamente il procedimento è più o meno lo stesso, ha una leggera differenza perché la lonza ha bisogno di essere salata, aromatizzata per minimo 3 settimane, dopodiché va insaccata in un budello molto più consistente della soppressa classica e viene steccata invece di legata con lo spago. Dopodiché, dopo un mese di stagionatura, ci togliamo il budello e ci mettiamo una copertura di spezie, pepe e aromi vari per finire la stagionatura che si arriva intorno ai 90 giorni, dopodiché il prodotto è pronto. Qualche chicca sulla degustazione degli europarlamentari? Qualche commento? Ma i commenti, io ho visto veramente gente entusiasti, molta gente, anche tantissimi giovani apprezzare i salumi nostri, ma anche i formaggi, come detto prima, le cipolle, i sottaceti, i sottoli, direi che dirne uno al posto di un altro non sarebbe bello. Sono stati veramente soddisfatti di tutto quello che abbiamo offerto. Abbiamo il salame, la soppressa vicentina, che non occorre nominarla, il salame trevigiano, poi un'altra chicca di un mio collega salumiere che è la pepita del Piave, molto apprezzata, ma direi che è andato tutto veramente bene.